L'Oasi di Cervara è un'importante area naturalistica alle porte di Treviso, a Santa Cristina di Quinto. È una riserva di 25 ettari che tutela un ambiente palustre di eccezionale bellezza e rappresenta un punto di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Cervara è l'ultima grande palude, un'isola di verde ed acque, abbracciata dai fiumi Sile e Piovega, in un paesaggio naturale costituito dai boschi e canneti che si estendono per circa 40 ettari in continuità con la vicina palude del Barbasso. Al suo interno vi sono edifici storici unici, come il mulino che risale al XIV secolo, il barco e il casone di palude restaurati, grazie all'impegno di Fondazione Cassamarca. Convivono in questa area la palude a canneto e il bosco umido. La palude occupa circa un terzo dell'area protetta ed è visitabile quasi esclusivamente con l'utilizzo di barche a fondo piatto dette pantane. Grazie al loro limitato impatto sull'ecosistema, le pantane permettono al visitatore attento di godere la palude di Cervara da una diversa prospettiva, che con tempi e ritmi lontani dalla civiltà dei motori restituisce appieno tutti i segreti e le suggestioni. Il bosco umido è costituito da ontani, pioppi, salici bianchi, salici cenerini e saliconi ed è percorribile attraverso i sentieri pedonali. Gli uccelli rappresentano senz'altro gli abitanti più appariscenti dell'Oasi di Cervara e tra essi il posto d'onore è occupato dagli aironi. L'Oasi ospita una delle più importanti garzaie del Veneto, dove sono stati censiti circa 200 nidi di airone cenerino, nitticora, garzetta e airone guardabuoi. Dalla primavera del 2009, grazie al progetto Un nido per la cicogna, qui vivono all'interno di una grande voliera alcune coppie di cicogna bianca. La presenza della cicogna è un indicatore di buona qualità ambientale e l'Oasi sta creando le condizioni per stimolare i soggetti che annualmente transitano in questo territorio a sostare il più a lungo possibile e a riprodursi. L'Oasi naturalistica di Cervara apre i suoi sentieri nel verde a tutti, alle famiglie, alle scuole, al pubblico degli spettacoli teatrali e musicali. Guide naturalistiche sono a disposizione per accompagnare alla scoperta dell'acqua e della vita che ruota attorno ad essa. Vita di uomini, animali e piante.